Assessore Gibelli, lei oggi ha parlato presentando questo evento di un'iniziativa che supera i limiti fisici ma anche quelli territoriali dei confini. Assolutamente sì. Ogni atleta cerca sempre di superare il proprio limite, no? Io ho detto tempo fa che tutti gli atleti sono Ulisse, che vuole verificare fino a dove riesce ad arrivare e poi ancora andare oltre ogni volta, ogni volta, ogni volta. Gli atleti paralimpici di più, perché partono con un limite oggettivo e quindi lì si superano i limiti personali e la competizione è anche con se stessi oltre che con gli altri, e però superiamo anche il limite di un confine che per chi ha la mia età, ce ne ricordiamo bene, solo fino a qualche decennio fa era comunque un limite, anche quello molto oggettivo, no? Adesso non c'è più. Bene, quindi si punterà anche su questi eventi anche in futuro da parte della Regione. Ma credo di sì. Io ho concordato col CONI la moratoria sui nuovi impianti per il 2019 proprio per questa ragione. Dobbiamo programmare la realizzazione di eventuali nuovi impianti perché ne abbiamo già molti che vanno ottimizzati perché non diventino un mero costo per le manutenzioni, perché tutti gli anni bisogna mettere mano al portafoglio. E se ci sono al confine degli impianti che già comunque hanno le caratteristiche per avere attrattività internazionale, ragioniamo in termini di complementarietà, come nel caso di Sella Nevea per la discesa libera.